Passaggio delle provinciali ad ANAS, entro Ferragosto la chiusura dei primi cantieri e a settembre l'avvio di altri interventi per un piano da 7 milioni di euro nel 2018. Questa mattina i primi sopralluoghi. Prosegue l'ondata di caldo, confermato bollino rosso almeno sino a sabato. Temperatura ancora in aumento ma cala il tasso di umidità. Nel pomeriggio temporali nell'interno con grandine in Val di Vara. Completato il collegamento pedonale tra la passeggiata e il porticciolo di Sessi Levante, 150 metri di passerella in legno a sbalzo sul mare finanziati dal Ministero con 585.000 euro. La pena di morte è inammissibile sempre. Su indicazione del Pontefice approvato il nuovo testo del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena capitale, impegno per la sua abolizione in tutto il mondo. Tutti, anche anziani e ammalati, possono realizzare il disegno di Dio. È il messaggio emerso in occasione della festa di Sant'Anna a Borzone, dopo la Santa Messa, il concerto dell'ensemble Mirice. I ragazzi della parrocchia di Caperana Chiavari e quelli del vicariato della Valle Sturna, protagonisti della puntata di Estate Giovani, in onda questa sera su Telepace 1. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, e benvenuti nei nostri studi. In apertura torniamo sul passaggio di 300 km di strade provinciali ad ANAS. Questa mattina sopralluogo sui primi cantieri aperti per la sistemazione delle strade a Roncoscrivia, a Varese Ligure, a Borghetto Vara. A settembre al via altri lavori per un totale di 7 milioni di euro che ANAS spenderà nel 2018. Sul Tigullio sono interessate la 225 della Fontanabuona, la 523 del Colle di Centocroci, la 586 della Valle dell'Aveto. Sentiamo. Qual è la capacità di investimento da parte di ANAS su queste strade, su questi tanti chilometri di strade che ora passano sotto la vostra competenza? Quest'anno 7 milioni, l'anno prossimo 15, principalmente manutenzione straordinaria ma anche molta ordinaria, semplicemente controllare le strade, pulirle, tagliare l'erba, fare la neve. Ecco, queste sono le nostre attività, dare un miglior servizio e disponibilità delle infrastrutture sempre. State facendo i sopralluoghi oggi, che situazione state trovando? Sì, sono sopralluoghi e anche con cantieri in corso, quindi abbiamo firmato il 31 luglio ma già i nostri appaltatori sono in corso con i lavori, un impegno molto importante della nostra struttura che crescerà ovviamente dal punto di vista della sorveglianza e di presenza sul territorio, ma soprattutto come qualità del servizio. Quando termineranno questi primi cantieri, quando partiranno invece gli altri lavori, quelli previsti dal piano regionale? Questa prima mandata di cantieri terminerà a ridosso dei giorni di Ferragosto e poi dopodiché dai primi di settembre partiranno via via tutti gli altri per arrivare entro fine anno ad aver concluso il piano da 7 milioni, il piano straordinario che è legato a questo passaggio. Credo che sia anche significativa la capacità di intervento di ANAS in termini emergenziali, quindi non solo attività ordinaria di manutenzione molto importante ma anche capacità di intervenire in caso di emergenza, una capacità di intervento insieme a noi molto efficace, cosa che purtroppo Città Metropolitana e il resto delle province della Liguria non riuscivano più a dare per scarsità di risorse. Qual è secondo voi la situazione più grave sulle strade del Tigullio? La situazione è pressoché grave su tutte queste strade che hanno avuto poca manutenzione negli ultimi anni. Io credo che la situazione andrà via via migliorando, verranno rifatti tutti i manti stradali, tutte le manutenzioni sui cigli stradali e soprattutto verranno controllati i versanti che in Liguria danno a volte dei disagi molto importanti. Prosegue l'ondata di caldo che interessa la Liguria e anche oggi, giovedì 2 agosto, ARPAL ha emesso un avviso meteorologico legato all'elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio della regione Liguria. Anche oggi i valori hanno superato quasi ovunque i 30 gradi, vedete queste immagini. Fino a sabato resta il bollino rosso per caldo sul genovese. Nei prossimi giorni le temperature resteranno stazionarie su valori al di sopra delle medie climatologiche, con condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo più marcate nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Domani
si potranno verificare anche locali aumenti, specie delle minime, per condizioni di föhn che si potrebbero protrarre anche nella giornata di sabato. Nel pomeriggio di oggi intanto si sono registrati fenomeni temporaleschi nell'entroterra, in particolare è stata la zona di Varese Ligure quella maggiormente interessata, con una grandinata che ha colpito la Val di Vara e ha portato a un repentino abbassamento delle temperature crollate dai 34,5 ai 21 gradi, ma queste sono poi subito risalite. Domani saranno possibili ancora temporali al più moderati, più probabili nelle prime ore e nelle ore centrali sui rilievi, ma anche in possibile formazione lungo le fasce costiere. Vedete il chicco di grandine nella Val di Vara. Intanto scatta da sabato 4 agosto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della nostra regione. Il provvedimento è stato adottato dalla regione su indicazione della direzione regionale dei vigili del fuoco, alla luce delle condizioni meteo registrate in questi ultimi giorni che hanno determinato una maggiore secchezza della vegetazione, nonché in considerazione delle temperature che si mantengono su livelli piuttosto elevati. Fino alla revoca del provvedimento è severamente vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco per bruciare sterpaglie, usare fiamme, apparecchi elettrici e a motore nei boschi. La Regione Liguria inoltre ha predisposto un decalogo che deve essere osservato da tutti i cittadini che hanno un contatto diretto con il bosco. Andiamo ora a Sestri Levante, si completa il collegamento pedonale tra la passeggiata e il porticciolo, conclusi i lavori per la realizzazione del secondo lotto di passerelle a sbalzo sul mare lungo 150 metri. Noi siamo andati a vederlo. Da oggi si completa il percorso di accesso pedonale al porto di Sestri Levante. Con il completamento del secondo lotto a sbalzo sul mare lungo via Pila de Quairolo è possibile percorrere a piedi tutto il tratto di litorale che va dal porticciolo turistico fino alle gallerie di Sant'Anna. L'intervento, il cui costo complessivo ammonta a 585.000 euro, è stato finanziato e realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circa 580.000 euro per completare gli ultimi 150 metri di passerella pedonale a sbalzo in legno e acciaio che consente di andare nel cuore dell'area portuale. Praticamente da oggi sarà possibile percorrere tutta la passeggiata di Sestri da Sant'Anna al porto senza soluzione di continuità. Un modo di percorrere quest'area anche in sicurezza, prima era un po' più pericoloso raggiungere il porto. Sicuramente, adesso insomma c'è un'area, un percorso protetto, tra l'altro molto piacevole perché è tutto sul mare, a sbalzo sul mare, che consente davvero in sicurezza, anche in protezione dalle macchine, dai veicoli che percorrono quell'area, di fare una passeggiata fino al porto, quindi è una grande opportunità per chi vive Sestri, per i sestrini ma anche per i turisti, è davvero un percorso in più. Un altro ulteriore tassello che si aggiunge al progetto di riqualificazione complessiva dell'area portuale. Sì, sono alcuni anni che in particolare grazie ai fondi regionali a sostegno della pesca professionistica stiamo riqualificando le postazioni della banchina dedicata in particolare alla pesca, e il prossimo intervento che inizieremo appena dopo la stagione estiva per non andare a complicare la stagione con lavori è il rafforzamento della massicciata della diga a protezione dalle mareggiate e la sistemazione delle ultime colonnine per l'energia elettrica e per l'acqua potabile per i pescatori, intervento appunto che sarà messo in campo da settembre. Restiamo a Sestri perché domani torna l'appuntamento con la Silent Disco, uno degli eventi più popolari del calendario estivo della Bimare. Sono attese in città circa 8.000 presenze, in considerazione quindi del notevole afflusso di pubblico sono state adottate specifiche misure di sicurezza in vigore dalle 20:30 del 3 di agosto sino alle 5 del mattino successivo. Il piano nella sua sostanza prevede tra le altre cose la presenza di tutte le forze dell'ordine che coopereranno al controllo della normativa vigente relativa alla detenzione e al consumo di bevande, la presenza di 55 operatori di sicurezza professionali, tra cui 8 bagnini, con compiti di controllo e la chiusura al traffico con mezzi idonei a impedire l'accesso dei veicoli degli accessi di Piazza Boa e di Piazza Matteotti. E inoltre verrà distribuito un volantino alle attività commerciali per ricordare divieti, prescrizioni e norme di comportamento ai gestori delle stesse, così da garantire un'adeguata informazione di tutti i soggetti
coinvolti nell'evento. L'associazione Mojotic, organizzatrice della Silent Disco, ha predisposto l'installazione di 16 bagni chimici e si farà carico della presenza dei 55 operatori di sicurezza, degli addetti alle pulizie in servizio durante e al termine della manifestazione e degli operai per lo sgombero dell'area interessata al termine dell'evento. Quanto è fondata la voce di una possibile chiusura della sede distaccata di ATP di Piazza Italia a Sestri Levante? Lo chiede con un'interrogazione scritta al sindaco il consigliere comunale Marco Conti. Secondo informazioni ancora non ufficiali, sembrerebbe che il comune proprietario dell'immobile abbia disdetto il contratto di locazione con ATP Esercizio, scrive in una nota il consigliere, che chiede le motivazioni della scelta e quali siano le intenzioni dell'amministrazione sull'utilizzo dei locali. Giro di vite del comune di Lavagna per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Se alcune aree sono già controllate da telecamere mobili, altre saranno monitorate da operatori anche in borghese. Inoltre, in seguito al nuovo contratto di raccolta dei rifiuti che prevede il porta a porta, i vecchi contenitori impropriamente collocati in strada saranno rimossi per garantire maggior decoro ed evitare abbandoni. Già avvisati gli amministratori di condominio, ogni condomino dovrà munirsi dei mastelli individuali. In piazza Vittorio Veneto poi si sono ultimati gli interventi per togliere i vecchi interrati che contribuivano a generare una situazione di degrado. Sul fronte dello spazzamento ai netturbini comunali sono stati affiancati ulteriori 12 netturbini di una ditta esterna. Infine è in atto la derattizzazione su tutto il territorio comunale ed è stato sfalciato il letto del torrente Fravega. Dall'inizio dell'anno, scrive nella nota al Comune, 193 persone sono state sanzionate per lo scorretto conferimento dei rifiuti. Tuttavia le buone pratiche del resto della cittadinanza ha permesso a Lavagna di raggiungere il 71,5% di raccolta differenziata. Il consigliere di Tutti per Levi, Angelo Solari, questa mattina ha protocollato una mozione per chiedere interventi migliorativi in via San Terenziano. In particolare Solari chiede al primo cittadino di mettersi in contatto col sindaco di Chiavari per trovare una soluzione congiunta, dato che la viabilità di San Terenziano è di competenza di entrambi i comuni. La richiesta è di allargare la strada dal piazzale Sanguinetti sino al bivio con via dei Garbuggi, ritrovare le risorse sia per ripristinare l'asfalto sia per realizzare nuovi parcheggi a favore di residenti e commercianti. La pratica sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale. Voltiamo pagina. Papa Francesco ha approvato con un rescritto la nuova redazione del Catechismo della Chiesa Cattolica relativo alla pena di morte. Il nuovo testo è il seguente: per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità dopo un processo regolare fu ritenuto una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma allo stesso tempo non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi. Pertanto la Chiesa insegna alla luce del Vangelo che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e alla dignità della persona e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Veniamo ora in diocesi. Nei giorni scorsi è stata festeggiata Sant'Anna presso l'abbazia di Borzone. La festa è una tradizione che con ogni probabilità risale ai primi del Settecento. Il monumento rappresenta un periodo storico importante per il territorio ed è nazionale dal 1910. A breve partiranno i lavori di miglioramento. La sintesi nel servizio che segue, lo vediamo insieme. Nessuno è escluso agli occhi di Dio, è il messaggio che si ricava dalla figura di Anna, la mamma di Maria, festeggiata domenica a Borzone. Ancora oggi la santa, personaggio nascosto di cui si parla poco, testimonia che le vie del Signore sono infinite. Dio usa tutti gli strumenti, anche se sono deboli, anche se sono nascosti, per costruire
la sua storia di salvezza. Dio usa anche 2 genitori anziani dalle quali nasce una bambina scelta da Dio come arca dell'alleanza, come colei che porta nel suo seno il verbo di Dio. Sant'Anna ricorda l'importanza dei nonni e delle persone anziane in un mondo come quello di oggi, ha spiegato padre Attilio Fabris durante la messa, che tende a considerare i vecchi e gli ammalati scarti della società, poiché non più produttivi. Il pensiero appunto dei nostri anziani che possono dare ancora tanto alle nostre famiglie, soprattutto in qualità del senso della vita, del valore della fede, dei valori umani che stanno per essere spazzati via. Alla festa c'era anche l'amministrazione comunale di Borzonasca. All'abbazia di Borzone sono infatti pronti a partire dei lavori nell'ambito del bando nazionale Giubileo della Luce che il comune ha vinto. Abbiamo quindi 100.000 euro da spendere su questa abbazia, riusciremo a migliorare quello che è l'illuminazione, non a caso si chiama Giubileo della Luce, e quindi aumentare ancora la suggestione e il richiamo anche turistico di questo manufatto. Al termine della messa e della processione si è tenuto in abbazia un concerto polifonico. Ad esibirsi l'ensemble di voci femminili Mirice, diretto da Vera Marenco. Il gruppo si fonda sulla conoscenza del repertorio medievale e sulla pronuncia delle lingue antiche. Saranno 140 i giovani del Levante Ligure tra i 15 e i 25 anni che la prossima settimana saranno in cammino in alcune località del nostro territorio, tra Rapallo e La Spezia, in preparazione all'incontro dei giovani italiani con Papa Francesco, che si svolgerà dall'11 al 12 agosto a Roma. Appartengono alla diocesi di Chiavari, Genova e La Spezia. Negli stessi giorni si svolgerà un altro cammino nel Ponente Ligure, così come in tutte le regioni italiane. Nelle giornate insieme i partecipanti alterneranno il cammino ad ascolti di testimonianze, confronti insieme, momenti di animazione e spazi di incontro con altre realtà del comprensorio. L'appuntamento per la partenza è fissato lunedì 6 agosto alle 8:30 a Rapallo in piazza Canessa, martedì 7 è prevista una serata di musica aperta al pubblico sull'Eudo di Sestri Levante, venerdì 10 si aggiungeranno altri giovani liguri per i giorni finali che culmineranno con il viaggio a Roma. Saranno 350 i giovani che si ritroveranno per trascorrere una serata suggestiva a Porto Venere, anche in questo caso aperta a tutti. Prosegue il viaggio di Estate Giovani, la rubrica di Telepace tra le esperienze dei campi estivi della diocesi di Chiavari. La puntata di questa sera, in onda alle 21:10 su Telepace 1, al canale 15 del vostro telecomando, ci porterà a Villanoce con i giovani della parrocchia di Santa Margherita di Caperana e a Reppia per il cammino dei ragazzi di quarta e quinta elementare del vicariato della Valle Sturla. Vediamo un'anticipazione nel servizio che segue. Qual è il tema del campo? Ma veramente il tema del campo non è che l'abbiamo stabilito, è nato qua, è per te, no? Quello che vi dicevo poc'anzi è un'occasione che comunque viene offerta. E questa è la cosa di sempre della vita, non solo per i ragazzi, ma vale per tutti, insomma, no? La vita è sempre fatta di un'occasione, che il Signore attraverso le persone, attraverso le circostanze, un'occasione che il Signore offre alla libertà delle persone e alla loro intelligenza. Siamo con gli animatori, innanzitutto ci spieghi il tema del campo? Ma questo campo principalmente è organizzato per l'unione di gruppo per i ragazzi, per farli avvicinare ancora di più alla fede cristiana logicamente e per farli passare una bella settimana insieme tutti uniti senza distrazioni esterne logicamente, che poi faremo noi animatori organizzando giochi. Qual è il tema del campo? Il tema del canto è l'incontro con Gesù, l'incontro tra di noi. E comunque l'incontro che si concretizza poi bene anche in un contesto come quello del campo in cui si sta molto tempo insieme. E sì, infatti cerchiamo di presentare ai ragazzi l'incontro attraverso anche le relazioni che tra di loro hanno intrecciato in questi giorni, anche perché provengono da tutto il vicariato e quindi
in gran parte non si conoscevano da diverse parrocchie, quindi penso che in questi giorni abbiano anche approfondito i loro rapporti, anche fatto nuove amicizie, nuove conoscenze. La cronaca, incidente stradale questa mattina a Carro in Val di Vara. Intorno alle 8:45 un'auto si è scontrata contro un'ape, ad avere la peggio il conducente di quest'ultimo mezzo, un uomo 67enne che ha subito un trauma alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118 Tigullio Soccorso e dai militi della Croce Verde di Carro, stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso tramite l'elicottero dei Vigili del Fuoco al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Illeso invece il conducente dell'altra vettura. A causa di una piccola collisione tra due auto, una vettura si è ribaltata all'inizio di Viale Casman a Chiavari all'altezza della rotatoria Concorso Dante. L'auto, che proveniva dal Ponte della Libertà, ha tamponato la vettura che si era introdotta nella rotatoria. Vedete le immagini. La donna alla guida sulla cinquantina è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il 118, la donna per fortuna stava bene ed era cosciente. Per accertamenti comunque è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Arresti domiciliari per un operaio straniero 29enne pregiudicato chiamato a scontare la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per reati di concorso in sfruttamento della prostituzione e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel 2015 e nel 2016. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Rapallo su richiesta della Procura di Genova. Gli agenti di polizia municipale di Chiavari hanno svolto oggi un'operazione di contrasto al commercio abusivo sul lungomare cittadino. Tra la mattinata e il pomeriggio sono state fermate 4 persone alle quali è stata sequestrata un'ingente quantità di merce. Tra i prodotti sequestrati molti capi d'abbigliamento, principalmente berretti, cappelli e bandane, e telimare, giochi da spiaggia e il cocco. L'intervento rientra in un piano più ampio di contrasto al commercio abusivo a livello regionale. E ora spazio all'economia. Parliamo del nuovo bonus verde del 2018 che consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione di aree verdi. Per tutte le informazioni i dettagli si possono trovare sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo la scheda della settimana. Del bonus verde è possibile detrarre dall'IRPEF le spese sostenute nel 2018 per vari interventi, ad esempio la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, ma anche la costruzione di coperture a verde e di giardini pensili. Il bonus è rivolto ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori e che hanno sostenuto le relative spese. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile, ossia il 36% di 5.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo, su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso abitativo o per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolati gli interventi che riguardano l'intero giardino o l'area interessata e consistono nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'area esistente. Le opere di manutenzione ordinaria dei giardini, come potatura dei rami secchi, acquisto di piante in vaso e così via, non sono quindi agevolate se non fanno parte di un intervento più complesso. È stata anche esclusa l'agevolazione per i lavori eseguiti in economia, cioè nei quali il contribuente acquista direttamente i materiali. Tra le spese sostenute invece sono comprese quelle di progettazione e di manutenzione per l'esecuzione degli interventi. Infine, per usufruire del bonus verde, il pagamento delle spese deve essere effettuato con strumenti idonei a consentirne la tracciabilità, ad esempio bonifico bancario o postale. Domani è venerdì 3 agosto, il Vescovo celebrerà la Santa Messa nella chiesa di Santo Stefano a Lavagna in occasione della festa del titolare della Basilica. Inizia alle ore 20, seguirà alle 21 la processione per le vie della città. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani.
Appuntamenti in agenda per venerdì 3 agosto. Festival dell'acciuga e dei prodotti del mare a Sestri Levante. Si inizia venerdì sera alle 18 nella passeggiata di Borgo Ponente di Riva Trigoso, con un laboratorio di sfilettatura e marinatura del pesce azzurro. Festa con gli amici del Ponte sul piazzale di Santo Stefano a Sestri Levante, da via Antica Romano Occidentale. Stand gastronomici aperti dalle 19, con Penny allo Scoglio. Musica dal vivo con l'orchestra e Caravel. Sagra della focaccia con la salvia a Santa Giulia di Lavagna. Dalle 19 sarà possibile cenare. Per il ciclo di serate Sapori di musica, il Roberto Frugone Trio suonerà al Mojito Caffè di Lavagna. L'inizio alle 20. Ultimo appuntamento con il 5 Terre Art Festival, alle 20:30 nella Chiesa dei Frati di Vernazza. Per il progetto Odissea un racconto mediterraneo, Maddalena Crippa reciterà il canto 23esimo del poema. A Zoagli, in piazza 27 dicembre, si terrà in piazza Sotto le Stelle, il torneo di burraco a coppie. L'inizio è alle 20:45. Continua la rassegna di teatro dialettale Elio Rossi, all'Auditorium San Francesco di Chiavari. La compagnia Misce Marchapei reciterà alle 21 Michonda o Paradiso. Ai giardini di Via Piani di Carasco, la compagnia Quelli de Navotta presenta Impossibile a Noda Cordiu. Inizia alle 21. Modern Experimental Circus a Santa Margherita Ligure. Performance di circo contemporaneo e illusionismo per bambini, alle 21 in piazza San Siro. 17ª edizione del Liguria in musica e altro. La serata organizzata da associazioni culturali del Golfo Paradiso e Tigullio. Alle 21:15 nella sala congressi dell'Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure. In piazza Davigo Rapallo si terrà il concerto di apertura Aspettando Rigoletto, interpretato dai giovani cantanti che hanno partecipato alla masterclass di Roberto Servile. L'inizio è alle 21:15. Gino Paoli e Danilo Rea terranno un concerto in Piazza del Sole a Santa Margherita Ligure. Inizieranno alle 21:30. A Chiavari, sul lungoporto Don Giussani, si svolgerà alle 21:30 il concerto Nappo Canta de André. Termina il Festival Sestri Levante in danza. Alle 21:30 al Teatro Arena Conchiglia lo spettacolo in cui gli alunni mostreranno diverse tecniche di danza. La Vintus Entella Chiavari fa sapere che Cesar Vinicio Servo De Luca ha lasciato l'incarico di team manager. Il presidente Gozzi e la società lo ringraziano per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi 3 anni dopo aver contribuito da calciatore a conquistare la promozione in Serie B. Il nuovo team manager sarà Matteo Gerboni, che manterrà anche il suo attuale ruolo di responsabile dell'ufficio stampa. Nell'ultimo provinciale di pesca a Mosca disputato in Naveto pochi giorni fa, l'atleta FIMA Claudio Marino ha vinto il settore conquistando l'accesso ai campionati italiani di specialità 2019. La vittoria del settore con 2.230 punti lo ha fatto balzare al 5° posto assoluto, assicurandogli la promozione nel campionato di massima serie. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale, prossimo appuntamento come sempre domani 12:45 TG13 e io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra emittente, arrivederci.